Autonomia stamane a Roma al vertice di maggioranza, il ministro D'Incà parla di incontro positivo e spiega che vi sono ancora dei punti che devono essere sciolti. Il ministro Boccia assicura che i tempi saranno comunque rispettati. Il delitto di Marilena Corrò, uccisa a Capoverde, ai nostri microfoni il figlio Filippo: voglio riportare il corpo di mia madre in Italia prima di Natale, dice. Incidente mortale nel pomeriggio a Campodarsego, nello scontro tra un'auto e un furgone ha perso la vita un 75enne di Piombino Dese. Sparavano sulla pubblica via imbracciando potenti fucili modificati e detenuti illegalmente. Guai per 2 presunti bracconieri di Castellavazzo. L'allarme lupo nella Marca trevigiana, il presidente della provincia Marcon afferma che la presenza è monitorata dalle guardie provinciali, ma non si può uccidere, dice, invitando i cittadini a segnalare i danni. Un Atlante illustrato del XVI secolo, trafugato anni fa dalla Biblioteca Capitolare di Padova, è stato restituito oggi dai carabinieri al vescovo di Padova. Intanto per il furto risulta indagata una persona. Nuovi camici per migliorare empatia tra pazienti della Città della Speranza e medici sono stati donati per i 25 anni dell'Istituto di Ricerca Padovano. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dall'autonomia e dal vertice della maggioranza di governo questa mattina a Roma. Sul tavolo i contenuti della legge quadro per raggiungere appunto l'autonomia differenziata. Ci sono alcuni nodi che vanno ancora sciolti, alcuni temi, ha detto il ministro D'Incà, che vanno approfonditi, mentre il ministro Boccia assicura i tempi saranno rispettati. È stato un incontro positivo, così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà al termine del vertice di maggioranza sull'autonomia, alla presenza dei capigruppo di Camera e Senato e dei membri delle commissioni affari regionali e federalismo fiscale. Durante l'incontro il ministro Boccia ha illustrato i contenuti della legge quadro, fondamentale per gettare le basi della bozza autonomia. Nel corso della riunione alcuni partiti, tra cui l'EU e Movimento 5 Stelle, hanno avanzato delle riflessioni. Chiaramente vi sono ancora alcuni punti che devono essere sciolti dal punto di vista della profondità e dell'arricchimento della legge quadro. Sono lì il tema dei LEP, innanzitutto, visto che sono dei livelli essenziali di prestazioni che devono essere verificati all'interno delle opportune commissioni, dal sottocommissario straordinario, quante volte devono essere riverificati nel corso del tempo. Boccia ha aperto a questi correttivi, garantendo che i tempi saranno comunque rispettati. Avevamo promesso che sarebbe stato un DDL collegato alla manovra 2020 e sarà un DDL collegato alla manovra 2020, assicura il ministro per gli affari regionali, che aggiunge: tireremo le somme con le forze politiche della maggioranza e penso che nel giro di qualche giorno saremo in grado di darvi un calendario adeguato. Anche il ministro D'Incà assicura che questi approfondimenti potranno essere fatti in tempi brevi. Vi sarà un altro incontro nella giornata di mercoledì prossimo, quindi diciamo che sta proseguendo questo iter per la verifica, perché in qualche maniera possa essere resa trasparente questa legge quadro, che è importantissima. E sulle novità di queste ultime ore è intervenuto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Sentiamolo. Non abbiamo ben capito cosa vogliono fare. Ci hanno detto che agganceranno la legge quadro alla finanziaria, che da febbraio, da gennaio addirittura si potrà firmare l'intesa con il Veneto. Saremo lì a controllare, a vigilare. Certo è che col Conte 1 non abbiamo combinato nulla e col Conte 2 ormai si vedono nubi all'orizzonte. Io spero che questo governo capisca che firmare l'autonomia vuol dire far uscire il paese dal Medioevo. Se si vuole continuare con gli sprechi e con ovviamente quelli che non fanno nulla tutto il giorno e vivono a carico degli altri, allora il sistema migliore è non firmare l'autonomia. Ma comunque noi daremo filo da torcere, perché sull'autonomia non indietreggeremo neanche un millimetro. Questa dunque la posizione e anche le perplessità del presidente Zaia. Cambiamo tema, torniamo alla cronaca. Una settimana dalla morte a Capoverde di Marilena Corrò, parla il figlio Filippo: voglio riportare mia madre a casa entro Natale, dice ai nostri microfoni. Intanto online continua la colletta per sostenere le spese del rientro della salma. La mia priorità adesso è portare a casa la mamma, ed è straordinario l'appoggio dei trevigiani che adesso ci stanno dando, quindi grazie. Grazie. Lei non deve stare là. È il nostro sangue e lei torna.
Ringrazia la comunità di Treviso e lo fa con molta dignità Filippo, il figlio 21enne di Marilena Corrò, la donna uccisa la scorsa settimana a Capoverde. Ora Filippo, con la sorella non ancora maggiorenne, vuole portare a casa il corpo della madre. Un'operazione non facile e dai costi elevati, per cui è partita anche una colletta online promossa da un ex compagno di rugby di Filippo. Questa è la petizione che sta girando in queste ore su tutti i social. L'autopsia sul corpo di Marilena ha evidenziato i segni dell'aggressione mortale, per cui si trovano in carcere 2 italiani, il 48enne Gianfranco Coppola, accusato dell'omicidio, e Pierangelo Zigliani, 68, suo complice. E Filippo si appella anche alle autorità pubbliche perché accelerino le procedure di rimpatrio. Io spero che aprano gli occhi. Io lo spero. Perché non ha parole questo evento. Io non posso descrivertelo, ma ti dico solo che mi hanno tolto il mio amore. E resta quell'ultimo messaggio partito da Capoverde, l'amore di una madre e una promessa. Scritta amore, aspettami perché sto tornando. Ora, prima di darvi conto di un incidente mortale che è avvenuto nel pomeriggio a Campo d'Arsego, leggiamo un'agenzia battuta da pochissimo, fa scendere tutti i passeggeri mentre il suo autobus prende fuoco salvando loro la vita. È accaduto nel pomeriggio a San Liberale di Marcon, nel Veneziano. Protagonista dell'episodio, l'autista di un mezzo di trasporto urbano alimentato a metano, si è accorto che qualcosa non andava e ha dato l'allarme facendo scendere tutti gli occupanti del bus. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con 5 automezzi e 16 operatori hanno spento il rogo che ha completamente bruciato la corriera. Fortunatamente, lo abbiamo sentito, tutti salvi i passeggeri. Purtroppo non è andata così invece a Campo d'Arsego, dove è deceduto in un incidente mortale nel pomeriggio un anziano residente a Piombino Dese. Uno schianto violento tra un'auto e un furgone. Le lamiere si sono trasformate in una gabbia mortale per un 75enne di Piombino Dese, deceduto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Campo d'Arsego. Lo schianto in un punto tristemente noto per essere già stato al centro di numerosi incidenti, alcuni molto gravi. L'incrocio è quello di via Bollane che collega via Desman e via Caltana. Nell'impatto violento altre 2 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni. I medici del 118 sono giunti sul posto e hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano che era alla guida dell'auto coinvolta nello schianto contro il furgone, ma le sue condizioni erano critiche e non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale intervenuta per i rilievi. Sparavano sulla pubblica via imbracciando potenti fucili modificati e detenuti illegalmente. Guai per 2 presunti bracconieri di Castellavazzo, arrestati lunedì e rimessi in libertà dal GIP, ma con obbligo di firma. La Santa Barbara, i carabinieri e gli uomini della polizia provinciale l'hanno trovata in 2 garage pertinenza delle loro abitazioni, carabine e fucili con matricole a brase e quindi non identificabili, munizioni e polvere da sparo, tubi in alluminio per realizzare silenziatori artigianali, armi a detta degli esperti con una capacità offensiva micidiale capace di colpire bersagli a centinaia di metri di distanza, utilizzate soprattutto per l'attività venatoria illegale. Nei guai sono finiti 2 presunti bracconieri, 2 uomini di Castellavazzo, rispettivamente di 45 e 55 anni, l'uno disoccupato, l'altro lavoratore stagionale. Lungo l'elenco di contestazioni, dalla detenzione illegale di armi clandestine, munizioni e polvere da sparo, all'omessa custodia di armi, violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica e perfino esplosione pericolosa in pubblica via. Proprio così, perché per esercitarsi avevano scelto la via della Gardona e a tutela della loro attività c'erano pure gli amici che per sicurezza chiudevano la strada alle auto e ai pedoni. Una sorta di Far West che andava avanti da almeno un paio di mesi. Abbiamo ricevuto queste informazioni circa 3 mesi fa ed è partita una collaborazione tra noi, Arma dei Carabinieri e la Polizia Provinciale. Abbiamo così deciso di effettuare dei controlli amministrativi, da cui sono scaturite delle perquisizioni. L'operazione congiunta è scattata lunedì scorso dopo gli accertamenti svolti anche con fototrappole e ha portato all'arresto dei 2 uomini, al sequestro delle armi e del munizionamento ottenute non senza resistenza e di 300 kg di carne congelata, per lo più di cervo, sulla cui destinazione sono in corso accertamenti.
È una quantità importante, soprattutto se detenuta appunto da privati, che dà da pensare sul tipo di smaltimento che poteva avere eventualmente successivamente, e quindi sarà un'attività che nel prossimo futuro valuteremo. L'udienza per la convalida degli arresti stamani di fronte al GIP di Belluno, che ha scarcerato i 2 uomini sottoponendoli all'obbligo di firma alla stazione Carabinieri di Longarone. Giornata nera per gli infortuni sul lavoro proprio in provincia di Belluno. L'incidente più grave è accaduto intorno alle 11:30 nel cantiere per la realizzazione della fibra ottica a Padola di Comelico Superiore. Un operaio siciliano di 45 anni, dipendente dell'impresa Adige Costruzioni di Verona, è stato colpito accidentalmente alla testa dal braccio meccanico di una macchina operatrice. È stato trasportato dall'elicottero all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata. Sul posto sono giunti i carabinieri di Auronzo e il personale dello Spisal. Ferite fortunatamente leggere per un altro operaio che si trovava su un escavatore che si è ribaltato a Rumerlo di Cortina d'Ampezzo. L'uomo è stato soccorso dal 118, i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia e dallo Spisal. Per il recupero del mezzo sono intervenuti invece i vigili del fuoco di Cortina. Torniamo ora a parlare del lupo, il lupo nella Marca trevigiana. Il presidente della provincia, Stefano Marcona, afferma che la presenza è costantemente monitorata dalle guardie provinciali, ma non si può uccidere, sottolinea, invitando i cittadini a segnalare i danni. Assistiamo a sempre più avvistamenti, c'è stato l'attacco all'asino la settimana scorsa e quindi sia nella Marca abbiamo il lupo, ci sono delle colonie stanziali in Grappa, nel Cesen, sul Cansiglio, Gli avvistamenti proseguono in tutta la fascia pedemontana. Il lupo nella Marca è una realtà e l'asino sbranato sul Cesena a Valdobbiadene non è affatto un caso isolato. Gli stessi uomini della Polizia Provinciale sono sulle sue tracce e stanno monitorando il fenomeno anche attraverso le fototrappole. Certo, in epoca di tagli per l'ente provincia è sempre più difficile. Le poche risorse che ci sono rimaste sono formate sia per il controllo del lupo, anche per il problema dei cinghiali, e quindi, ripeto, con le poche risorse che abbiamo facciamo queste attività di controllo che ancora competono alla Polizia Provinciale. Visto l'allarme di questi giorni, è lo stesso Presidente a ricordare il quadro normativo. Ricordo che è un animale protetto al quale non si può sparare, tanto per essere diretti, e bisogna mettere in atto politiche di difesa, di contenimento. E proprio le politiche di contenimento sono di competenza ministeriale, fanno eccezione le province autonome di Trento e di Bolzano, cui una recente sentenza della Consulta ha riconosciuto la possibilità di decidere su prelievo e uccisione, cosa preclusa alle province ordinarie. Un elemento in più che ci porta a pensare che prima arriviamo ad avere autonomia e prima forse riusciremo a risolvere i problemi anche noi. In relazione agli eccezionali eventi di maltempo che hanno colpito buona parte del Paese, il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza per 12 regioni e stanziato 100 milioni per i primi interventi urgenti. Siamo inoltre al lavoro per reperire ulteriori fondi che consentano un pronto superamento dell'emergenza. A tal fine sono stati individuati altri 140 milioni di euro da destinare alle somme urgenze e all'assistenza della popolazione. Lo ha annunciato con un'agenzia battuta poco fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, e dunque il pensiero torna naturalmente al maltempo dei giorni scorsi anche in Veneto. Ora invece il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Ad Armanforte alla voce del sì anche il TAR del Lazio. Ecco come. I comitati del sì non cedono lo scettro, dalla loro quel 66% che si è espresso a favore della divisione tra Venezia e Mestre. Poco importa se alle urne si sia presentato meno del 22% degli elettori, e stavolta indirettamente a dargli manforte numeri alla mano il TAR del Lazio, che ha accolto un altro ricorso, quello proposto dal comitato promotore del referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale. In applicazione del principio di legalità, ha affermato che l'esito referendario non è soggetto a sbarramenti, nonostante a Roma il quorum fosse previsto al 33,3% e alla consultazione partecipò invece il 16,3% degli aventi diritto. Il parallelismo con quello di Roma c'è sicuramente, perché il principio in base al quale per i referendum consultivi
non c'è la necessità del quorum, sono gli stessi, sono i principi che abbiamo sollevato, le questioni di diritto che abbiamo sollevato noi nel ricorso al TAR per la questione del quorum del referendum veneziano. La voce del sì vuole farsi sentire proclamando la propria vittoria anche con l'attesa sentenza del TAR, presentando la cosiddetta istanza di prelievo. Ecco di cosa si tratta. È una questione tecnica, nel senso che ai tribunali amministrativi regionali, quando siamo in un procedimento giudiziario amministrativo, si può chiedere che il TAR fissi l'udienza in anticipo e quindi prelevi il ricorso e fissi la data dell'udienza prima della calendarizzazione ordinaria, che ha dei termini un po' più lunghi. Pesante, pesantissimo l'affondo nei confronti del sindaco e tutta la sua giunta, i cui comportamenti vengono così giudicati. Sono stati assolutamente illegittimi. Ci fermiamo ora per un piccolo break, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo dell'Atlante illustrato del XVI secolo, trafugato anni fa dalla Biblioteca Capitolare di Padova. Bene, è stato restituito oggi dai carabinieri al vescovo della città del Santo e c'è anche un indagato. È uno dei primi atlanti illustrati con incisioni delle città fortificate italiane e straniere da un importante interesse strategico militare, perché è l'unico esemplare al mondo a contenere all'interno il disegno del progetto per la costruzione della fortezza militare di Palmanova, iniziata nel 1593. Questo Atlante del XVI secolo, opera dell'umanista e letterato Giulio Ballino di inestimabile valore, è stato restituito dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia al vescovo di Padova. Il volume era stato sottratto dalla Biblioteca Capitolare molti anni fa, in un arco temporale che va dal 2003 al 2009, finito nelle mani di qualcuno che, spacciandosi per studioso, era riuscito a farlo uscire dalle stanze protette della Curia. Qualche mese fa, però, navigando su internet, proprio una dipendente della biblioteca ha fatto una scoperta che l'ha riportata involontariamente sulle tracce dell'Atlante perduto. Quando ha visto che questo volume conteneva il progetto del 1593-94 della città di Palmanova, il progetto manoscritto inserito in fondo al volume, non ha avuto dubbi che quel volume messo in vendita era in realtà nostro, e da lì è partita la denuncia. L'indagine dei carabinieri ha ricostruito il percorso fatto dal prezioso volume anche fuori i confini nazionali, dove ha rischiato di essere battuto ad un'asta a New York partendo da una base di 22.000 euro. Non escludiamo che la stessa possa essere stata anche commercializzata all'estero, poi per fortuna però al termine di una perquisizione nel nord Italia siamo riusciti a prenderla e a restituirla oggi ai legittimi proprietari. Al momento una persona risulta indagata, fondamentale per identificare il libro come appartenente alla diocesi di Padova, un'antica segnatura X4 che attesta il momento in cui l'Atlante è entrato in possesso della Biblioteca Capitolare. È un ritorno che ci conferma anche in questo compito di custodia, appunto, che abbiamo nei confronti di tante opere d'arte, sia nelle nostre chiese sia anche nella nostra biblioteca capitolare. E sono responsabilità che abbiamo, quindi ci dispiace, ci sentiamo feriti quando avvengono furti o vengono sottratti beni che sono di tutta la città. Nuovi camici per migliorare l'empatia tra pazienti della Città della Speranza e medici sono stati donati dalla Federazione Veneta BCC per i 25 anni dell'Istituto di Ricerca Padovano. C'è la versione natalizia in tema con la stagione, con fiocchi e pupazzi di neve, la versione con la stampa dei numeri colorati o con le tartarughe dalla faccia buffa. Il camice bianco del medico che tanto incute timore perde la sua aria di paura e diventa buffo. Questo è il progetto presentato a Padova dall'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che ha ricevuto in dono 100 nuovi camici, bianchi da un lato e stampati con immagini laboratoriali dall'altro, dalla Federazione Veneta BCC per i 25 anni della fondazione. Obiettivo: alleviare la sindrome da camice bianco, migliorando l'immagine dei medici e l'empatia con i giovani pazienti. I nuovi camici prendono spunto da quelli già in uso negli ambienti del volontariato. I medici possono scegliere tra diversi tipi di stampe. Questo è un modo per poter
accompagnare il loro entusiasmo, la loro forza, i loro sorrisi che tutti i giorni dimostrano anche con il camice bianco, che non sarà più bianco ma sarà appunto colorato, stampato e soprattutto si può personalizzare in funzione anche della propria personalità o del paziente che si vuole avvicinare o della situazione alla quale si vuole operare. I nuovi camici sono stati sperimentati da alcuni medici che lavorano in oncoematologia pediatrica, con effetti positivi sui piccoli pazienti che hanno affrontato con meno paura la visita dei dottori. Questo camice dà proprio il là per cominciare a parlare, per cominciare a spezzare l'aria molto tesa che c'è in quel momento. Ci sono delle stampe molto divertenti, divisi per fasce d'età, quindi si possono avere dei camici dedicati dal mondo neonatale agli adolescenti, e quello è il momento in cui il bambino comincia a vedere con occhi diversi il dottore che, come sappiamo, con il suo camice bianco esprime da sempre un po' un problema. Andrea Ronco di Veneto Imbruttito, ospite questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali. A me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene stabile il tempo sul nostro territorio, ancora sole prevalente nella giornata di giovedì 5 dicembre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge. Attenzione solamente a possibili gelate notturne in pianura e nei fondovalle. Temperature ampiamente sotto zero sul Bellunese, fino a 2 gradi altrove, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, salvo per innocui addensamenti sulle zone costiere. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero fino a meno 4 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.